Sulle cime della tenga, per le fate un bel danzar. Un tappeto di smeraldo, sotto il cielo il monte par. Nel mattin perlato e freddo, delle stelle al muto al dor. Snelle vengono le fate su moventi nubi d'or. Elle vengono con l'aurora di Germania, ivi a danzar. Treman le ombre degli abeti, nere e verdi, al trapassar. Della but che irrompe e scoscia, elle ridano al fragor. E in quel vortice d'argento striscian via le chiome d'oro. Ve lo leggo perché io con le poesie sono sempre stato un disastro. Sulle cime del Tenca, per le fate e un bel danzar. Un tappeto di smeraldo, sotto il cielo il monte par. Questo lo scriveva Giosuè Carducci inerente alle streghe di Cercivento, giusto per farvi capire che per gli abitanti di questo paese le streghe non erano per nulla uno scherzo. Agane o fate dell'acqua, come le volete chiamare, in Carnia sono radicate nella tradizione popolare. Al tempo gli abitanti del paese pensavano che sul monte Tenca venissero praticati strani riti e dei sabba, oltre a essere punto d'incontro fra le streghe del sud e le streghe del nord. Il monte, essendo soggetto a continui temporali e quindi si scagliavano saette e fulmini, e questi creavano dei cerchi di terra bruciata, e ovviamente per gli abitanti del paese erano delle prove inconfutabili della presenza appunto delle streghe. E se si pensa che sugli altri monti venivano comunque costruiti fienili per la raccolta del foraggio degli animali, bene, sul monte Tenca non è mai stato costruito nulla perché gli abitanti preferivano alla sera ritornare in paese piuttosto che rimanere di notte soli in balia appunto di questi personaggi. Adesso faremo un giro d'anello che è a dir poco incredibile, estremamente panoramico e per nulla difficile, quindi via si parte. Quindi partiamo da Udine con l'idea di dormire in vetta, raggiungiamo il paese di Cercivento e da lì imbocchiamo la strada che ci porterà fino al Plan delle Streghe, con le idee ben chiare di quello che vogliamo fare. Noi sappiamo dove andiamo. Vai Cri, dimmi dove andiamo oggi. Allora, prendiamo il sentiero 154 verso i laghetti Zufplan e poi dopo decideremo se fare anche il Monte Terzo. Bene, quindi? Si parte. Usually I don't post. Usually I don't post, but I want the world to know. Time to pull a drop top out. Summer nights, it's a vibe, yeah. We've been keeping it in the house. Netflix and chillin', I GDM'in', yeah. Didn't wanna share my love till I found someone I'm sure of. Young and untamed, I've been out of Allora, adesso giriamo a destra, prendiamo il sentiero 165 direzione Monte Terzo, arriveremo a un incrocio che attraversa il 155, proseguiamo dritti e arriveremo sul monte. now I'm prepared. Instead of love out loud since we ain't going away. So tonight, baby, meet me. Timing's right, meant to be. E un salutino ai ragazzi di Giro Vagando per i Monti, siete arrivati fino a qui, ciao ragazzi. Allora, Monte Terzo raggiunto, Cri. Ok, lasciamo come sempre il sassolino del sorriso. Io voglio farlo vedere la mente malata di mia moglie. Cosa ha dipinto? Voglia di mare? La spiaggia con gli ombrelloni, c'è veramente qualcosa di incredibile. Vabbè, dai. Ti per porta al cambiare. mare. È un messaggio, ti porta al mare, ti porta al mare. E lo lasciamo qui, come sempre chi lo trova lo porta su un'altra vetta. E adesso noi proseguiamo, andiamo dove? Al cimone di Crasulina. Via si parte. Don't care who we told about it. Well, baby, gotta hold on it. Let love unfold tonight. They'll be calling us gold. No lies. Allora, a questo punto dobbiamo dare una spiegazione. Allora, risaliti dal Monte Terzo tramite il sentiero 175, abbiamo girato a destra, percorso tutta
la strada fino ad arrivare a questa curva dove sulla vostra destra troverete un omino che porterà alla traccia nera fino alla cima. Cima raggiunta, anche qua panorama incredibile, una roba esagerata. Usually I don't pose. Stavolta qua non lasciamo il sassolino perché l'abbiamo lasciato in macchina, però lasciamo la dedica sul libro di vetta. O magari dentro c'è una bottiglia di prosecco. No, è difficile. In the house, Netflix and chillin', I GDM game. Didn't wanna share my love till I found someone I'm sure of. Young and untamed, I've been out of range, keeping it low, but I wanna be bold. Questo anello dovete farlo assolutamente perché è un'escursione decisamente facile che regala panorami incredibili e noi lo sappiamo, le nostre montagne non regalano nulla, quindi se per una volta si riesce a raggiungere posti meravigliosi senza sputare pallini, perché non approfittarne? O no? Since we ain't going away, so tonight, need me, timing's right, meant to be, can't deny. Love the things we do when it's just us two, but tonight. A rientro abbiamo preparato la tenda e dopo un'ottima cenetta abbiamo affrontato la notte sul Monte Stregato e vi assicuro che l'unica cosa che ci ha rapiti è stata la magia di questo luogo veramente speciale. Grazie per seguirci, noi vi vogliamo un sacco di bene, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima. Wild thing try to tame me, but you got my mood on sunshine. Let's take a trip, souls on big smile. Let's hit this lake.